Nuovo giorno, nuovo temporale. E che temporale! 30 millilitri di acqua scesi in mezz'ora ed accompagnati da raffiche fino a 60 km/h. Ad essere colpito è stato tutto il Padovano, con strade e sottopassi allagati un po' ovunque e molti alberi caduti. In centro strade trasformate in fiumi, con danni ad una vetrata del Bo, un albero caduto in piazza Capitaniato e danneggiate anche alcune tende usate dagli ambulanti del mercato ortofrutticolo. All'Arcella varie le strade allagate e tram bloccato a causa di un albero caduto sui Traricci. Lungo la tangenziale alberi e ramaglie hanno rallentato gli automobilisti, con i vigili che in vari casi sono stati costretti a chiudere le corsie. In zona stadio diversi gli alberi che si sono adagiati sul manto stradale e un sottopasso allagato. Traccimanti e a rischio di esondazione anche i fossati lungo le strade. A Brusegana 4 gli alberi di grandi dimensioni caduti su Via dei Colli, in 2 casi colpendo case e in 3 casi danneggiando la linea elettrica. Blackout anche al semaforo all'incrocio con via Ciamician, con pesanti ripercussioni sul traffico. Allegate praticamente tutte le strade del quartiere e gli scantinati. Ritrovata la copertura di un tetto su via Lagrange, sradicato dalla forza del vento, al momento non si è ancora riusciti a capire da quale palazzo o abitazione sia stato staccato. Anche Padova Est duramente colpita, sia in zona industriale che nel quartiere Camin. In generale in città molte le vie rimaste al buio e in alcuni casi anche le abitazioni. Per tutti i dettagli a seguire sempre su Sfishammer Channel Premium 1 continuerà lo speciale del nostro TG sulla situazione. Sfishammer Channel News, Padova.